Rieccoci nuovamente in studio insieme, ultima parte, staremo insieme fino alle 14:30, parleremo di disturbi di ansia e stress. Ci è arrivata una domanda da casa, è un altro tema importante che si apre, è quello dell'ossessione dal lavoro, no? Ci scrive una persona che dice: io sono ossessionata dal lavoro e questo mi crea un forte malessere mentale. Anche questo è un tema Anche questo è un tema. importante. Sì, direi che soprattutto in questo periodo storico non è da sola purtroppo questa persona, perché molti stanno manifestando proprio un'ossessione del lavoro. Poi bisognerebbe capire bene cosa si intende. Può esserci quell'ossessione dovuta a un eccesso di senso di responsabilità, quindi un po' quelle persone di cui abbiamo accennato prima, no? Troppo sensibili alla colpa, che vorrebbero sempre accontentare tutti, ma che si trovano poi fondamentalmente a dipendere dalle richieste degli altri, e quella non è una buona qualità di vita, genera chiaramente ansia e porta inevitabilmente allo stress. Perché se io per stare bene devo sempre seguire quella che è la direzione che mi dà qualcun altro perché vuole qualcosa da me, io sto tralasciando quelle che sono le mie esigenze per farmi ben volere dall'altro, no? Quindi quella è una situazione che inevitabilmente arriva a produrre dei malesseri. Se invece parliamo dell'ossessione dal lavoro, perché magari diciamo, ci sono richieste eccessive o c'è magari un culmine di lavoro a cui bisogna assolutamente far fronte, anche lì parliamo di un senso di responsabilità troppo spiccato, oppure di altri timori che possono lavorare, diciamo, in modo non visibile, ma che portano sicuramente ad un malessere di solito prima di tutto organico. Comunque anche in queste situazioni è importante fare la cosiddetta diagnosi differenziale, quindi si fanno tutti gli accertamenti medici del caso se la persona arriva a sviluppare dei sintomi, e poi si capisce anche qual è la parte psicologica, che normalmente c'è sempre, piccola o grande che sia. Però diciamo questo, non esiste neanche una patologia meramente organica che non abbia anche un aspetto di pensiero, no? Perché il nostro pensiero è più o meno presente su tutto ciò che ci accade, quindi poco o tanto quella parte lì ci sarà sempre. Questa persona insomma, forse dovrebbe provare a già intraprendere qualche azione per migliorare la qualità di vita, che può essere lavorare sul tempo libero, che può essere dedicarsi a qualcosa di disattivante, quindi di rilassante, di personale, piuttosto che poi bisogna vedere anche la sfera degli affetti, la rete sociale, cioè ci sono tanti parametri che determinano poi quanto noi investiamo nell'area lavorativa o meno. Tanti aspetti, insomma, che vanno considerati. Di per sé comunque si parla, credo, sempre troppo poco di salute mentale, perché appunto anche questa telespettatrice diceva: provo un malessere mentale. Il tema della salute mentale oggi è ancora poco trattato, è ancora un tabù, no? Quindi si fa fatica a parlarne. Proviamo a fare tutti un passo in cui proviamo, come dire, condividiamo l'idea che nessuno di noi è indifferente alla sofferenza, all'ansia, a momenti di sconforto, a piccole sconfitte o grandi della vita. In fondo tutti quanti le abbiamo provate, non dobbiamo vergognarci anche nel provare a manifestare e magari ad agevolare quelle situazioni, quelle persone che hanno difficoltà ma che vediamo essere in difficoltà, e un piccolo gesto a volte può essere utile per dire: ma hai provato a parlarne, hai provato a fare qualche azione per te, anche non necessariamente diciamo di tipo medico o psicologico, clinico, ma anche delle altre piccole azioni che possono essere già riparative per la persona, già utili. Certo. Abbiamo parlato degli effetti negativi, no? Che possono avere e scaturire ansia e stress. Possono però anche essere in qualche caso molla per dei fattori positivi?
Assolutamente sì, perché in alcuni casi proprio da una sofferenza può nascere un miglioramento della qualità di vita. Quindi proviamo anche a vedere una via di uscita o un cambiamento dovuto, no? Alcune persone riferiscono proprio che da un fatto negativo poi ne scaturisce uno positivo. Da quella cosa che mi opprimeva ho deciso di cambiare qualcosa della mia vita e ora sto molto meglio. Oppure mi dedicavo troppo a questo e ho trascurato quello. Quindi l'aspetto dualistico lo troviamo anche un po' nelle nostre scelte e a volte l'ansia ci indica anche che cosa fa per noi, che cosa non fa per noi. Quindi proviamo ad ascoltarci anche a livello proprio di sensazione, no? Non dimentichiamoci. Lei è vice rettore dell'Accademia Internazionale Costantiniana, ne abbiamo parlato insomma, spesso nel corso di queste trasmissioni insieme a lei, quindi il suo punto di osservazione è molto prezioso anche appunto perché è un'accademia che permette il confronto con tantissimi altri professionisti di altre specialità. Essere particolarmente ansiosi e stressati, osservate che è un fenomeno tipicamente italiano o che appunto interessa anche altri paesi, insomma, europei, visto che ricevete anche molti pazienti dall'estero? Allora, possiamo dire questo, a livello di ansia si è visto che tende ad essere un pochino più diffusa nei paesi, diciamo, di un'area più vicina all'equatore, ecco, diamo un po' questa indicazione generale. Nell'area più nordica l'ansia è vissuta in modo abbastanza differente, quindi come dire i latini tenderebbero a soffrirne di più. Questo per vari motivi, ma sono tutti da accertare. Qualche autore dice è lo stile familiare che hanno i popoli un po' più latini, qualcun altro dice che è dovuto un pochino alla cultura territoriale, però insomma di fondo una causa certa non la sappiamo. Fatto sta però che a livello di stress si può stressare sia la fascia di popolazione che tende a vivere al nord del mondo, ma anche quella diciamo, che vive in paesi più caldi o latini, come si diceva. Quindi ci sono delle differenze effettivamente, sì. Prossimi appuntamenti dell'Accademia Internazionale Costantiniana, voi fate insomma spesso degli appuntamenti, dei momenti anche di confronto e di condivisione tra specialisti, no? Proprio per capire quello che è l'andamento della società moderna, prossimi appuntamenti che avete in calendario. Allora diciamo che l'Accademia si muove sempre, abbiamo sempre delle iniziative, dei convegni che in molti casi sono anche aperti al pubblico, quindi a chi interessasse partecipare cerchiamo sempre di dare un apporto e uno spunto a tutti. L'Accademia ovviamente è molto professionalmente ricca perché abbiamo sul versante medico, sul versante giuridico, sul versante sociale tanti professionisti, tante figure che portano la loro parte. A brevissimo, sul fine aprile, ci sarà un convegno a Venezia tenuto dal dottor Vian, sempre con l'aiuto del nostro segretario generale, il dottor Mariutto. Il tema sarà il tema della magia, affrontato da un punto di vista psicologico, ma anche da un punto di vista poi diciamo a 360 gradi, in cui si parlerà anche di come la magia viene inserita nella cultura moderna e passata e anche dei risvolti legali, no? In fondo il senso magico fa parte dell'essere umano e questo non dobbiamo dimenticarlo. Inoltre ci saranno degli altri temi che tratteremo in un convegno probabilmente nel periodo autunnale sul tema famiglia, e anche lì si svilupperanno molti argomenti e speriamo di portare sempre personalità di spicco a portare anche un loro contributo. Certo, un apporto importante. Proprio sul finire abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Allora, sono Tiziana da Villorba. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ho aperto da pochi minuti e volevo ringraziare il dottore, ringraziare lei, perché dell'ansia e dello stress bisognerebbe parlarne di più e proprio come diceva il dottore serve un'azione di prevenzione. È veramente una trasmissione importante, spero di recuperarla e volevo solo dirvi grazie.
perché ci si può lavorare, ci si può anche prendere consapevolezza, ma si può anche non guarire, ma saperla gestire in modo sano. Grazie a tutti voi. Ha detto bene Grazie. Tiziana, grazie a lei. Potrà sicuramente recuperare la trasmissione tenendo sott'occhio il canale YouTube di Antenna 3, dove già tra pochi minuti dalla conclusione la troverà. Il tema della prevenzione, no? La signora Tiziana ha detto una cosa importantissima, perché la prevenzione, come dire, non è mai abbastanza. Sarebbe bellissimo pensare che con tutta la prevenzione possibile intercettassimo sul nascere ogni situazione di sofferenza. Questo è utopico, però proviamoci, proviamo a lavorare un po' di più in rete. Se tutti diamo un piccolo contributo, guardate, è fondamentale, perché intercettiamo la sofferenza in tempo, si può fare qualcosa e risparmiamo magari tanti anni di sofferenza o dispiacere ad una persona. Certo, proprio sul finire della nostra trasmissione, qualche consiglio pratico però per interrompere questo circolo vizioso di ansia che poi si innesca e ci fa sentire il dolore toracico, la nausea, la stanchezza, l'incapacità di concentrarsi, cioè tutti consigliano di fare un bel sospiro, un bel respiro a fondo. Funziona oppure no? Se funzionasse io sarei Avremmo più risolto contento tutti i problemi di chiunque altro. Se funziona, benissimo. Se no, provare anche con degli altri step. Non so, esistono tantissime forme di yoga, di attività di rilassamento, la mindfulness, tutto ciò che una persona può attivare da sola, ma perché no? Assolutamente sì. E poi un'altra cosa molto importante è provare a capire il motivo. Il motivo sarà fondamentale, no? Perché già se la persona riesce a individuare che cosa può aver innescato quello, ha già fatto metà strada nella comprensione. La consapevolezza è la prima parte, ma importante, perché è un po' come la base su cui costruire poi un edificio nuovo, migliorativo, curativo. La chiave e la base di partenza è sicuramente affrontare il problema, no? Magari anche parlarne, non tenersi le problematiche come dire, rinchiuse nella cassaforte emotiva che tutti abbiamo, ma provare a condividere un po'. Gli altri possono sempre darci uno spunto e può essere utile, però insomma anche tutti gli esercizi di respirazione, tutto quello che una persona può fare autonomamente, io penso che sia utile che provi. Certo, e proprio perché è importante parlarne, sicuramente avremo altre occasioni, altri momenti insieme per farlo, insomma, per poter dare appunto qualche strumento in più anche a chi ci guarda da casa. Io ringrazio il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, di essere stato con me, averci insomma spiegato e raccontato insomma quello che possiamo provare, ma anche come lo possiamo affrontare e gestire. Grazie. Grazie a lei, grazie a tutti. Grazie a voi di averci seguito da casa, io vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.